Sor finanzieri de su gruppo de Terranova, parischi sor funzionario des ispettorato su traballo de Tattari hanno computato locales e notturnoso desa Costa Esmeralda. A maniera particolare, esas ispezioni hanno pertoccao 2 locali notturnos in Terranova e uno in Arzachena. In sinteri desos controllos hanno identificato 25 dipendentes, desos scaler 20 totu feminas, sono risultados in Nigheddu, senza copertura assicurativa e assunzione regolare. A uno desos locales de Terranova, dao che sos traballadores in Nigheddu vini prur desa percentuale pro legge, l'hanno sospeso attividade. Sa Guardia de Finanza ha computau sa regolaridade desas assunziones e come atadè per recuperare sa contribuzione previdenziale e assicurativa evasa. A tesses ispettorau de su traballo de Tattari a ponere sa sanzione previde da esa normativa. Questa è sa seconda operazione fatta dai sor finanzieri de su gruppo de Terranova in su giro de 2 schidas. Sos primos controllo sun cominciaus su 2 de Nadale. In questa occasione in battor locale desa città de Gadduresa haien identificau 40 traballadoras desa scales 31 vini in Nigheddu. 2 locales los hanno tancaus ca haiana tottu su personale irregolare. Sono a su mancu 2 schidas chi sor mezzo chi trabicana s'ultimu trettu de carrera Roma in Nugoro accattana una paie transennas a chi irmesana su caminu postas a sinzalare chi son lastroner de granittu si sun torris cussertaos. Sono una decchina de lastras a moghe e rappresentano un pericolo pro chi è colata che in calesi sia a mezzu e a pede puru. De su restu no estesa prima volta chi s'accattana as transennas in un camino de importumannu pro su trafficu di Nugoro. Sos problema de su restu sun essioso a campu da ederettu in pessu torrau a novu. Su chi si vietoi este chi si pode colare pezzi in unu tretticheddu a sala de sos parcheggios chi proprio procussu non si poden impreare. Sa situazione è andata da innantisi de medardies e rechedet un intervento lestru de sas autoridades competentes. Ma bisunu trettoso de caminu posto speius puru in aterube e calicunu la murzais in zalao che a su trettu de viale Sardegna che anda a cara su caminu vezzu pro mamugliada. In Sardie scoladas a su sindico Andrea Soddu in sintiri de unu convegno pro vedere desa securese stradale ha dato a ischire che sono traballando per ammaniare una convenzione che in una sociedade specializzata prova che resa manutenzione totus annu desos caminos o nugoresos tappande diretto vossos istampos e atteros problemas e bien desas condiciones desos caminos desa cittade este un servizio urgente. Sos traballos proponere in sicurezza sa miniera de Sulumedu non che sono galo cabauso, ma sa convenzione che Nigia è scatiti su 31 de Nadale lassande sas operas a mettade. Sos traballadores in domissoro e sa miniera che sa controllo. All'unare reste sa Filctem CGL regionale, sottolineando che sa situazione è mala baiulare e spricare e pediti sa proroga de sa convenzione necessaria a proporre va a vedere supra su venidore de sa miniera, pensando a un bando nuovo in su 2019 o a un piano pro la podere tancare in sicurezza. Sa proroga, negata de sos ufficios de sas attividades estrattivas, ha fatto un'equidare su sindacao che come spedendo un intervento des assessora Piras pro risolvere impresse questa situazione. Ufficios tecnicos e burocrazia arriscano di annientare su percorso virtuoso mandò addennanti il finza sa oie des assessorao a s'industria in accordo con sos sindacaos, annau su segretario regionale des Filctem CGL Francesco Garau. Dunque spedimus a sa regione un intervento pronto pro concedere sa proroga e avviare cantu primo un confronto supra sos percorsos de vachere pro su venidore. Pro sa miniera fitistau definì un percorso che dava taigea sos traballos proponere in sicurezza e presidio, isettande esorbando previdios pro sa concessione a sos calese, però non s'è presentau un emmoso. Prosa prima volta sa regione ha approvau in pareggio sul bilancio previsionale delle aziende del servizio sanitario regionale e su bilancio stabilizzau che ponete in chiaro l'equilibrio economico generale del suo sistema. All'udare e schire estesa giunta a pigliaru chierisi che in sa proposta dell'assessore Luigi Arro ha approvau sul bilancio e sul documento de programmazione uve bisogno vinza sospiano de investimento. Su 99% de sos investimentos risulta finanziau che in dinare nazionale e comunitario. A maniera particolare su VUN
Fondo i sviluppo e coesione 2007-2003 e 2014-2020 serviti provare su bonu desos investimento spostos in sa programmazione, ampliare a cabbare sa strutturas, ponnere a norma strutturale impiantistica, ponnere a norma antincendio, facere sardomor de sa salute. Sa previsione de su pareggio de bilancio in sos 3 anni 2019-2021 imprusa permette di approvare sos pianos triennale di su bisogno de personale 2019-2021 de tottus as aziendas de su servizio sanitario regionale che prevedini intri stabilizzazione e assunzione novas pro de 250 postos de traballo novos a tempus indeterminau. Impruso a programmare su dinare posta a disponimento in su bilancio regionale pro 250 milioni di euro in sos 3 anni 2019-2021. Su Ministeru des Interno at approvato su progetto desa Regione pro sa formazione linguistica des migrantes. S'interventus accattat in su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e pro l'attuare batta a disponimento un finanziamento des schentor 47.000 euro. Sa Regione data ischire chi in Custavaina, Mutia, Sardinia L2, sa Sardigna che reta fortiare su sistema regionale de governo in materia di integrazione e inclusione des immigraos, contando supra su sistema des istruzione in capo a sor centros provinciales pro istruzione des ormannos che sapunna de promuovere l'inserimento in su sistema sociale e economico de sos territorios ospitantes. Su mezzoru de sas competenzias linguisticas, natas assessore Filippo Spanu, chi atas a delega sul flusso migratorios, è necessario pro permettere a sos immigraos de poter godire a maniera corretta de sos servizios de su territorio. Sa conoscenza de sa lingua italiana contribuiti a fortiare sul ligamenes e sa comunidade ube viven sos migrantes e schiris italiano favoressiti su dialogo e integrazione.